Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Naturalmente buona domenica. Vediamo subito i titoli. In un video le immagini della sanguinosa lite in via Gambino a Catania, fermato un 19enne straniero. 2 incidenti in poche ore ad Agrigento, muore con lo scooter lo stesso giorno del fratello 10 anni prima. Un 72enne fermo in macchina a bordo strada viene travolto e ucciso da un Audi. Crisi idrica da Caltanissetta, parte la crociata del vescovo Mario Russotto per risolvere il problema della penuria d'acqua. Forte appello per trovare soluzioni e avanzare proposte. Imprenditori e istituzioni insieme per salvare il calcio a Messina. La società CR lotta per la sopravvivenza con il sostegno di tutta la città. Il Parco degli Ulivi a Sannullo, un polmone verde nel degrado, raccolta di firme per rendere più sicura anche la via che lo costeggia. Calcio, dopo la vittoria sul Bari, il Palermo si concentra sul match di martedì in Coppa Italia Udine. Inzaghi farà turnover in vista anche del campionato. Lega Pro e Catania sbatte contro il muro del Sorrento e non va oltre lo 0-0. Nel finale espulso Toscano per proteste. E vediamo il video con le immagini dell'ultima sanguinosa aggressione avvenuta al centro di Catania, un'aggressione per la quale è stato fermato un 19enne straniero. Desiree Ferlito. Attimi di tensione e poi la violenta colluttazione. In queste immagini diffuse dalla Polizia di Stato lo scontro tra 2 extracomunitari in via Felice Gambino, avvenuto mercoledì, dove uno dei 2 stranieri ha accoltellato, ferendolo al volto, il suo avversario. L'uomo, un 19enne straniero, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Siamo in Corso Sicilia, a pochi passi dal luogo dell'omicidio di Alessandro Indurre, il 40enne ferito mortalmente da un extracomunitario. Il movente ipotizzato sembrerebbe il medesimo, il controllo del territorio. La violenza dello scontro sotto gli occhi dei passanti, diversi lontani pochi metri, alcuni a bordo di uno scooter non si rendono forse conto. Un'anziana proprio lì assiste inerme alla scena. Dopo l'accoltellamento il 19enne si è allontanato precipitosamente, mentre la vittima, prima di essere soccorsa, ha aggredito con un bastone la polizia locale intervenuta. L'aggressore si è poi recato in questura, affermando di essere stato lui vittima di un accoltellamento da parte di un connazionale. Versione poi smentita dalle immagini dei sistemi di sorveglianza che lo immortalano subito dopo l'aggressione mentre si disfa del coltello, gettandolo in una grata metallica. Nel suo zaino indumenti ancora sporchi di sangue. Ad Agrigento una tragedia che ha lasciato sgomenta l'intera città. A perdere la vita in un incidente con lo scooter a San Leone è stato Marco Chiaramonti, 52 anni. Un destino crudele. Proprio 10 anni fa, nello stesso giorno, morì il fratello Gabriele, anche lui in un incidente stradale. E poche ore prima, sempre ad Agrigento, c'era stato un altro incidente mortale, il servizio. Tragedia questa mattina sulle strade di Agrigento. Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, ha perso la vita in un violentissimo incidente lungo la provinciale 118, subito dopo la galleria Spinasanta. L'uomo viaggiava a bordo della sua Fiat 600 insieme alla moglie quando, per cause ancora da accertare, la sua auto si è scontrata frontalmente con un Audi A3 che procedeva in senso opposto. L'impatto è stato devastante. Per Zangali non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Feriti la moglie e il conducente dell'altra auto, entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio. Le loro condizioni, seppur serie, non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 2 ambulanze, le volanti della polizia per i rilievi e le squadre dell'ANAS per ripristinare la sicurezza del tratto stradale e gestire la viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti per diverse ore, mentre gli operatori lavoravano per rimuovere i veicoli coinvolti. La notizia della morte di Zangali, ex dipendente della provincia, ha profondamente colpito la comunità agrigentina. Era una persona conosciuta e stimata da tutti.
E ancora ieri, intorno alle 9 in provincia di Siracusa, all'altezza dell'ingresso, uno degli ingressi per l'oasi di Vendicari, si è verificato uno scontro frontale tra un autobus di linea e un'autovettura. Vittima una 45enne che era a bordo di una Toyota Yaris. E ancora nel bilancio rientra anche l'incidente in cui sono rimasti gravemente feriti 2 passeggeri che erano a bordo di un fuoristrada precipitato da un viadotto sulla Palermo-Agrigento all'altezza di Bolognetta. Andiamo adesso a Ribera, dove gli agricoltori sono allo stremo per la mancanza d'acqua, c'è disperazione nelle campagne e si alzano vari appelli alla Regione. Disperazione e rabbia tra gli agricoltori di Ribera, allo stremo per la mancanza d'acqua che sta mettendo in ginocchio gli agrumeti. Noi stiamo chiedendo quest'acqua che ci spetta, non abbiamo più nulla da dire, c'è solo che tutti si faccia un esame di coscienza, un minimo di responsabilità, un buon senso da parte di tutti e tutti assieme cerchiamo di collaborare ed evitare i problemi che possono nascere, perché possono sorgere gravi problemi. Quando comincia a mancare il pane alla gente, cominciano ad esserci grossi problemi. Il grido d'aiuto arriva forte dopo l'assemblea promossa dall'Associazione Liberi Agricoltori, che ha visto la partecipazione di sindaci e parlamentari regionali. La richiesta è chiara: garantire almeno 200 metri cubi d'acqua per ettaro per salvare le coltivazioni e scongiurare il rischio della perdita dell'intero raccolto. È uno sforzo che bisogna fare tutti, fare in modo che 1,5 milioni di metri cubi d'acqua, così come già indicato nell'ultima cabina di regia, venga assegnata dalla diga Castello a Comprensorio Riberese per salvare almeno gli impianti. Come si può vedere alle mie spalle, gli agrumeti sono in forte sofferenza. Quest'anno può essere l'anno che dà il colpo di grazia. Il primo cittadino rilancia l'appello alla Regione chiedendo interventi immediati, non solo per tutelare il comparto agricolo, ma anche per evitare possibili tensioni sociali e problemi di ordine pubblico. Tutti ora attendono l'esito della cabina di regia che si riunirà lunedì pomeriggio a Palermo. Dopo la dichiarazione del fallimento dell'ACR, sponsor e tifosi si mobilitano per salvare il calcio a Messina. Sentiamo Francesco Triolo. 4 partite per scrivere il proprio futuro, ma non sul campo. l'ACR Messina gioca un'altra partita, quella della sopravvivenza, e lo fa con tutta la città a sostegno. E là il punto della situazione è stato fatto in conferenza stampa da Maria Di Renzo, curatrice della società nominata dal Tribunale, intervenuta a Palazzo Zanca al fianco del sindaco Federico Basile. La messa in liquidazione del club da parte del Tribunale ha dato il via all'esercizio provvisorio, ma senza fondi non si andrà avanti. Nel tentativo di trovare una soluzione è stato approntato un piano d'emergenza per guadagnare tempo. Un paio di sponsor e una cooperativa di tifosi hanno raccolto la somma necessaria per proseguire il torneo di Serie D sino al 5 ottobre. Quel giorno si farà il punto: se si sarà trovato un acquirente si andrà avanti, altrimenti si abbasserà la saracinesca sull'attività sportiva. È ovvio che qualora le trattative non dovessero concretizzarsi entro un breve termine, verrà anche pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, cioè anche pubblico, perché magari non è detto che a tutti sia giunta la notizia di questa possibilità, quindi comunque un avviso pubblico, cioè non demorderemo qualora le trattative con questi investitori non dovessero andare bene. Il nodo principale è quello del debito sportivo, che si aggirerebbe sulle 800.000 euro e che dovrà essere onorato da chi subentrerà. Sono fiduciosa e perché chiaramente chi mi contatta ha la necessità di sapere qual è l'importo del debito sportivo. È evidente che su questo importo si giocano molte cose. I tempi sono strettissimi, intanto però la squadra scenderà in campo e lo farà già da domani contro il Gela allo stadio Franco Scoglio. Torniamo a Catania e alla sua periferia abbandonata. Andiamo a scoprire le condizioni del Parco degli Ulivi, un polmone verde però in sofferenza da molti anni, con Tonino De Mano. E un altro polmone verde in sofferenza tra degrado e abbandono. Da un lato c'è anche un lucchetto che impedisce l'ingresso, sorvegliato, si fa per dire, da una telecamera puntata talmente verso il basso da inquadrare il cespuglio e non l'ingresso. E poi vegetazione incolta, rifiuti, panchine diverte,
pali dell'illuminazione distrutti. Benvenuti al Parco degli Ulivi, incastonato nel quartiere di San Nullo, periferia della periferia di Catania. La frescura degli alberi è forse l'unico sollievo, il resto è una cartolina poco edificante, irrispettosa per gli amanti dello sport, con quel che resta di un campo di calcio e con sentieri quasi intransitabili. Io in prima persona ho dovuto decespugliare alcune parti perché anche il passaggio a piedi era difficile se non impossibile. Non le manda a dire il consigliere del quarto municipio Giuseppe Ragusa. Gli ultimi fondi stanziati e utilizzati per questo parco risalgono al lontano 2005 ed è inaccettabile che un parco verde così importante per il quartiere di San Nullo venga dimenticato dall'amministrazione centrale. Noi chiediamo appunto che il sindaco non inauguri solo gli spazi verdi nuovi, ma abbia l'opportunità e la possibilità di manutentare quelli già esistenti. Fuori anche peggio, con l'omonima strada Via degli Ulivi sempre più pericolosa. Marciapiedi inesistenti, quindi chiunque volesse andare al parco qua vicino a piedi non lo può fare. Per l'occasione è stata avviata una raccolta firme in nome e per conto di una sicurezza stradale che da queste parti non è mai esistita. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie, parleremo tra l'altro delle proteste contro gli sprechi di Agrigento, capitale della cultura. Un grido contro gli sprechi e la cattiva gestione di Agrigento, capitale italiana della cultura, arriva dalla società civile, in particolare dopo i rilievi della Corte dei Conti. No agli sprechi, serve trasparenza. È il messaggio lanciato davanti al municipio di Agrigento, dove si è svolto un sit-in di protesta promosso da Area Progressista Agrigento. Un centinaio di persone tra partiti politici, associazioni e movimenti civici si sono radunati in piazza Pirandello per esprimere indignazione sugli sprechi di denaro pubblico e sulle mancate opportunità legate ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Un comune che diventi la casa comune degli agrigentini, che sia una casa all'insegna della trasparenza e della legalità. La mobilitazione è arrivata dopo i dubbi sollevati dalla Corte dei Conti sulla gestione economica degli eventi organizzati dalla Fondazione. Sono sceso in piazza insieme anche ad altri giovani perché penso che la gestione di Capitale della Cultura opaca, per come l'ha definita anche la Corte dei Conti, sia quella che più ha messo in ginocchio la nostra generazione. Oggi tutti i nodi vengono al pettine e domani sarà ancora peggio, perché Agrigento da quest'anno ha avuto soltanto dei danni. Questa città non è stata minimamente coinvolta, soprattutto le associazioni che dal basso riescono a fare cultura aggregando anche le fasce, come dire, più lontane dalla cultura ufficiale. Ecco, questo ci è sembrato un modo giusto per poter protestare. Dal sit-in un messaggio chiaro: Agrigento non può permettersi di sprecare un'occasione storica e deve guardare al futuro con responsabilità e condivisione. Anche un cartone animato per ricordare Don Puglisi, sacerdote di Brancaccio ucciso dalla mafia. Orazio Longo. Ancora voi? Ma vi somigliate tutti in questo quartiere? Oppure voi due mi state seguendo, eh? Ci sono due ragazzi, c'è un quartiere, c'è un boss di mafia e poi c'è Don Pino. Davanti alla cattedrale di Palermo risplendono la figura e la storia di Padre Puglisi, con tanti ragazzi e tante ragazze delle scolaresche palermitane seduti intenti a vedere su un maxi schermo il cartone animato La missione di 3P, con la regia di Rosalba Vitellaro e le voci di Leo Gullotta a interpretare Don Puglisi, Donatella Finocchiaro e Claudio Gioè. Oh! Pino, cosa ti sei fatto? No, per la fretta sono caduto. Adesso vado che mi è venuta in mente un'altra cosa che potevi vendere. A pochi giorni da quel 15 settembre, data di nascita ma anche di morte di Don Pino, ucciso dalla mafia nel 1993, rimane un simbolo, l'immagine del sacerdote di Brancaccio. Vigliaccamente assassinato dalla mafia, sottolinea l'assessore Ferrandelli, perché costruiva ogni giorno l'amore per i suoi ragazzi, coltivando la cultura della legalità e dell'uguaglianza, anche attraverso la creazione di un centro aggregativo e di quell'asilo che finalmente potrà sorgere grazie al voto favorevole del Consiglio Comunale delle scorse ore e che sarà intitolato alla memoria di Padre Puglisi. Questa storia è dedicata a Padre Pino Puglisi, che i ragazzi chiamavano affettuosamente 3P, Padre Pino Puglisi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con la pagina sportiva e parleremo fra l'altro del pareggio del Catania.
Dopo la vittoria sul Bari siamo al calcio, il Palermo si concentra sul match di martedì in Coppa Italia Udine. Inzaghi farà turnover. Sentiamo Marco Gullà. In 5 partite, compresa la sfida di Coppa Italia a Cremona, il Palermo ha subito un solo gol, un unico dato per evidenziare il vero punto di forza dei rosanero. E poi i gol segnati. Il Palermo nelle 3 vittorie ottenute ha sempre fatto 2 reti, un altro certificato di solidità. A sbloccare un match difficile come quello contro il Bari è stato il francese Ledoiron, jolly di Pippo Inzaghi, determinante come pochi. Pareil pour l'équipe et pour tout le monde, pour les supporters. C'est un but que j'attendais et il est arrivé ce soir. Je suis content d'avoir aidé l'équipe et pour gagner ce match. Et voilà, c'est super. Je suis content aussi pour Claudio qui a marqué aussi. Porteur fantastique, avec une ambiance incroyable. Donc marquer ici à Barbera est toujours magique. Donc j'espère que c'est le premier d'une longue série. Rosanero già a lavoro per la partita di martedì a Udine in Coppa Italia. La banda di Inzaghi non vuole stonare nemmeno contro un avversario di Serie A che ieri sera ha perso 0-3 contro il Milan. Probabile che possa scattare la prima convocazione per Beresischi, arrivato ufficialmente ieri. Il Catania sbatte contro il muro del Sorrento e non va oltre lo 0-0. Nel finale espulso l'allenatore per proteste. Marco Carli. Il Catania si incarta e dopo la batosta di Cosenza impatta 0-0 in casa con il Sorrento, creando pochissime occasioni. Toscano inserisce in mediana sia Quaini al rientro dopo la squalifica che Di Tacchio. Cecelli a sinistra al posto di Donnarumma non al meglio. Gli etnei sbattono contro un muro, servono le accelerate di Cicerelli per cambiare qualcosa. Il numero 10 si procura un angolo dal cui sviluppo arriva la prima occasione, una mezza rovesciata di Tacchio che costringe Arrasser all'intervento al minuto 25. Pressione dei rossazzurri, bella combinazione Cicerelli-Menez forte con quest'ultimo che tira debole centrale, facile per Arrasser bloccare. Non ci sono patemi difensivi fino ad oltre il 40°, quando il Catania rischia tantissimo. Dursi crede in un pallone vagante dopo un intervento di Di Gennaro e viene atterrato in area da Dini. Rigore confermato anche dopo revisione. Sul dischetto lo stesso Dursi che tira forte ma abbastanza centrale. Dini è bravissimo a parare. Ovazione del Massimino, si resta sullo 0-0. Nella ripresa Toscano muove le carte per sbloccare la situazione. Entrano Corbari e Lunetta per Di Tacchio e Jimenez, la prima opportunità è per Forte che di testa indirizza fuori una punizione di Cicerelli. Proprio il numero 10 batte un piazzato che si infrange sulla barriera, Arrasser allontana male e Cicerelli manda verso la porta, salva Fusco di testa. Per larghi tratti si gioca negli ultimi 30 metri della squadra campana, ma il portiere non deve intervenire quasi mai. Toscano sposta Lunetta davanti e toglie Forte per far entrare Stoppa, ma sono i padroni di casa a rischiare su una torre di Plescia che libera Solcia, alto. Gli attacchi del Catania sono velleitari. Nel finale espulso Toscano per proteste, mentre l'arbitro va al video per capire se c'è fallo di mano in area su punizione di Dursi. Non è penalty, ma si resta sullo 0-0. Il calendario propone adesso 2 trasferte toste a Trapani e Cerignola. Qualcosa, anzi più di qualcosa, va cambiato. Ma sentiamo appunto l'allenatore toscano, come avete sentito è stato espulso negli ultimi minuti. Sentiamo. Dal punto di vista caratteriale la risposta c'è stata, perché la squadra ha dato tutto, poi potevi fare meglio sicuramente negli ultimi 16 metri dove ti è mancato il guizzo, ti è mancato la giocata, sfruttare meglio la palla inattiva, riempire meglio l'area dove i nostri trequartisti a volte non ragionano da attaccanti. In quello si potevamo fare meglio, però dal punto di vista caratteriale di rimanere in partita, perché poi queste partite, come è successo anche il primo tempo, puoi anche rischiare di non portarle a casa neanche come l'hai portata oggi. Ripeto, ci è mancato quel guizzo per portare a casa una vittoria. E siamo adesso a Siracusa, quinta sconfitta consecutiva per gli azzurri di Turati che restano ultimi in classifica. Marco Petrolito. Ennesima delusione per un copione già visto, stessi errori e stesso risultato. Gli azzurri giocano con personalità ma vengono puniti nell'ultimo quarto d'ora, tornando dalla trasferta di Crotone con un'altra sconfitta nonostante una partita di carattere. Allo stadio Eziouscita gli uomini di Turati tengono testa ai calabresi per oltre un'ora, ma nel finale di una gara ricca di occasioni da entrambe le parti subiscono un micidiale 1-2 che consegna i 3 punti ai padroni di casa. Subito un'occasione per il Siracusa, al terzo Guadagni crossa per Valente, ma Merelli con l'aiuto della difesa salva i rossoblù, mentre il Crotone risponde con Maggio, fermato da un ottimo intervento di Farroni.
Le due squadre, schierate con un identico 4-2-3-1, si affrontano a viso aperto e al 22esimo Gomez impegna ancora Farroni, mentre al 28esimo è Sciapola a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di poco alto. Al 38esimo il direttore di gara concede il penalty ai calabresi per un presunto mano in aria di Contini, ma dopo aver rivisto annulla la sua precedente decisione ravvisando un tocco con la spalla. La ripresa si apre con un brivido per il Siracusa. Andreoni calcia di sinistro e Farroni salva in corner, ma gli ospiti reagiscono. Al 61esimo sfiorano il gol con Contini, il cui diagonale viene respinto da Merelli, mentre Valente fallisce incredibilmente il tap-in a porta quasi vuota. Nel momento migliore degli aretusei, però, arriva la doccia fredda. Al 76esimo Carnielutti, sugli sviluppi di un corner, trova la deviazione vincente che sblocca il match con la difesa ospite apparsa immobile. Il Siracusa si riversa in avanti, ma lascia spazi al contropiede rossoblù e all'82esimo Gomez chiude i conti, presentandosi tutto solo davanti a Farroni per il definitivo 2-0. Inutili tentativi finali di Contini, con gli azzurri che tornano a casa ancora a mani vuote e che restano ultimi a quota 0 punti. Parliamo adesso del trofeo podistico internazionale di Santa Maria degli Ammalati. A Mister Bianco vince un atleta del Burundi, Tonino De Mana. Luis Intunzinzi del Burundi si è aggiudicato la 27esima edizione del trofeo podistico internazionale Maria Santissima degli Ammalati, disputata a Mister Bianco a chiusura degli annuali festeggiamenti in onore della Madonna. Intunzinzi, 25 anni, mezzofondista, ha percorso i 10 km della gara in 30 e 50 secondi. Alle sue spalle il generoso italiano Nicolas Loss con 30 e 58, terzo, autore di una prova in recupero, il maliano Dakite con 31 e 46, quinto Wilson Marquez, dominicano ma ormai siracusano d'adozione con 32,51. A lui va anche il Memorial Luigi Zarcone, riservato al primo siciliano arrivato. 32 gli atleti in gara con 8 stranieri che si sono misurati con un percorso saliscendi veloce ma spaccagambe tra asfalto e basolato lavico. Lo start, come da tradizione, dalla centralissima via Giordano Bruno. È stata una festa di sport sancita da una staffetta mista tra 24 giovanissimi atleti provenienti dagli istituti comprensivi di Mister Bianco. Soddisfatti gli organizzatori Santo Spina e Santo Baudo, presidente e vicepresidente dell'Atletica Mister Bianco. Entusiasta anche il sindaco Marco Corsaro, che ha scommesso sul valore del trofeo come stimolo alla pratica sportiva e veicolo di promozione del territorio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 14, a tutti una buona domenica.